L'ultima città del quadrilatero, il suo vertice meridionale, è Legnago, città che fin dal Medioevo, nel periodo dei Longobardi, fu adibita a presidio militare e poi fortezza. Fondamentale per l'assetto urbanistico di Legnago fu l'annessione voluta dal popolo nel 1405 alla Repubblica di Venezia, poiché fu proprio il governo della Serenissima ad affidare all'architetto Michele Sammicheli l'arduo compito di consolidare le fortificazioni che vennero distrutte durante la guerra dei Cambrai. San Micheli ridisegnò le fortificazioni a pianta stellare, che furono poi però in gran parte smantellate nel 1801 per volere di Napoleone. Legnago all'epoca era considerato uno dei nodi fluviali più importanti del Veneto per la presenza sulle rive dell'Adige di un porto, di un ponte mobile progettato per il passaggio dei natanti ed una lunga catena di mulini. Era altresì un rinomato polo culturale grazie alla presenza di scuole, un'accademia letteraria e un teatro. Alla sconfitta di Napoleone la cittadina tornò in mano agli austriaci. Ma parleremo più approfonditamente di Legnago col nostro prossimo ospite. Le note che sentiamo in sottofondo sono tratte da un concerto per pianoforte di Antonio Salieri, il compositore noto per la sua molto presunta rivalità con Mozart, nato a Legnago nel 1750 e morto a Vienna nel 1825. Quindi la storia della musica deve molto a Legnago. A Salieri è intitolato il Teatro di Legnago, che si trova nel centro della città in via 20 settembre numero 26. Noi percorriamo tutta la strada in direzione di Piazza della Libertà e ci fermiamo in via Matteotti 39 nella sede del Museo Fioroni per raggiungere il nostro ospite Andrea Ferrarese, direttore della Fondazione Fioroni che gestisce il museo e la biblioteca di Legnago. Benvenuto a Taccuino Italiano. Buongiorno. Buongiorno, direttore, può farci per così dire una guida per una visita ideale, virtuale del museo? Certo, il Museo Fioroni è un museo in realtà sui generis, è quello che viene definito una casa museo, cioè un'abitazione ottocentesca della famiglia Fioroni, una famiglia di grandi proprietari terrieri della pianura veronese, che a partire dagli anni 20 del Novecento decide di trasformare questa casa, la loro casa di abitazione, in un museo capace di raccontare la storia di Legnago, dalla preistoria fino al Novecento inoltrato. E di conseguenza nei decenni successivi, appunto, fino alla Seconda Guerra Mondiale, le stanze di questa grande dimora diventano via via testimoni della storia della cittadina, con un particolare riguardo agli aspetti risorgimentali, e questo perché appunto gli avi dei Fioroni erano stati ad esempio combattenti con il generale Garibaldi, quindi in famiglia si respirava appunto l'aria del risorgimento. Il museo viene smantellato dopo l'8 settembre del 1943 per paura di bombardamenti, quei bombardamenti che poi in realtà hanno distrutto e praticamente raso solo Legnago tra il 1944 e il 1945. Il museo viene posto in salvo in Brianza in un'altra abitazione dei Fioroni, e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando appunto l'intero palazzo venne ricostruito quasi ex novo, uguale al precedente, lentamente le sale cominciarono a rianimarsi e a completare questo grande affresco legato alla storia di Legnago. Siamo ancora in compagnia del direttore del museo Andrea Ferrarese e con lui riprendiamo un po' la nostra visita. C'è anche una sezione archeologica nel museo, vero direttore? Sì, c'è una sezione archeologica perché appunto, come vi dicevo, l'attività di Maria Fioroni è poliedrica, e soprattutto la sua idea di museo è un museo della città, e in quanto tale è un museo che deve raccontare con un arco cronologico lunghissimo quella che è stata la storia di Legnago e la storia poi della pianura veronese. Quindi noi abbiamo una sezione archeologica legata appunto al periodo pre-protostorico e al periodo romano, una sezione archeologica legata al periodo medievale, e poi una sezione che racconta quella che è stata la storia della fortezza fino ad arrivare appunto al rapporto tra Legnago e il Risorgimento. E che percezione c'è oggi a Legnago di questa storia, soprattutto della storia legata al Risorgimento?
La percezione è viva, anche perché il Museo Fioroni è il più importante museo del Risorgimento presente in provincia di Verona e tra l'altro è uno dei 4 musei del Risorgimento ancora aperti in Veneto, quindi c'è anche da parte nostra, da parte dei cittadini, l'orgoglio di aver avuto, anzi l'orgoglio e la fortuna di aver avuto un personaggio come Maria Fioroni, che è stata in grado di inventare il suo museo e soprattutto di stimolare la popolazione a regalare oggetti importantissimi che altrimenti potevano rischiare di andare perduti. Infatti una delle particolarità dei molti materiali che noi abbiamo è che arrivano direttamente dalle case dei legnaghesi che hanno avuto i loro parenti, i loro avi direttamente coinvolti nelle vicende risorgimentali. Abbiamo ad esempio 3 divise rosse garibaldine originali che sono appartenute a 3 dei 5 volontari che appunto da Legnago partirono per andare a compiere l'impresa dei 1000 con l'eroe dei 2 mondi. E quindi ci sono reporti, come ci diceva, che vengono proprio dalle famiglie, dalla vita di ogni personaggio di Legnago che si è fatta storia. Da questo punto di vista c'è qualche cosa a cui lei è particolarmente affezionato, proprio dal punto di vista sentimentale, direi? Oddio, io sono particolarmente legato ai Cimeli garibaldini, perché credo che più di altri raccontino veramente l'epopea, raccontino il modo con cui una famiglia, in questo caso la famiglia Fioroni, ha convissuto con il racconto risorgimentale. Dicevo, il padre di Maria Fioroni è stato uno dei combattenti con Garibaldi a Bezzecca. Un prozio, Marino Bevilacqua, è stato tra i più importanti finanziatori di Garibaldi e questo legame con l'eroe dei 2 mondi si vede nelle collezioni attraverso la presenza di oggetti particolarissimi. Abbiamo ad esempio un Fez originale di Garibaldi, abbiamo una collezione di una ventina di lettere autografe del generale che appunto il generale scambiava con la famiglia Fioroni, quindi una serie di oggetti. Abbiamo un ritratto sempre di Garibaldi di mano di Girolamo Menduno, quindi una collezione molto importante che dal mio punto di vista è veramente la collezione su cui poi si è strutturato anche l'intero museo. Tutto parte da lì e quindi siccome lo si percepisce questo aspetto, io colgo in questo l'importanza. È la collezione che, ha permesso poi a Maria Fioroni di strutturare il museo. Tutto parte da questo piccolo da questa piccola collezione garibaldina che diventa l'elemento principale che poi porta nel corso degli anni ad allargare l'orizzonte alla storia millenaria di Legnago, e per quello io sono molto legato a questo nucleo di oggetti. Ecco, Andrea Ferrarese, ora le chiediamo di guidarci un po' anche nella città di Legnago, fuori dal museo, di raccontarci che città è. Siamo nella pianura veronese, dunque immaginiamo che il paesaggio intorno sia meraviglioso. Sì, il paesaggio è quello delle Valli Grandi Veronesi. Le Valli Grandi Veronesi sono effettivamente, dal punto di vista urbanistico, sono l'area che ha il minor tasso di urbanizzazione nel Veneto, e questo perché appunto sono una grande estensione di circa 20.000 ettari che fino alla seconda metà dell'Ottocento era completamente paludosa, era ricoperta di estesissime paludi e di valli che per certi aspetti costituivano da una parte un vincolo problematico come tutte le paludi, ma dall'altra anche un elemento difensivo. Non dimentichiamo che per secoli proprio la presenza di queste enormi paludi costituì il confine naturale della Repubblica di Venezia. Dopo la seconda metà dell'Ottocento questa grande estensione venne ovviamente bonificata e portò con sé una trasformazione del territorio verso una vocazione prettamente agraria, una vocazione che comunque sta lentamente scomparendo perché ovviamente nel corso dell'ultimo secolo le evoluzioni anche dell'industria e dell'artigianato hanno portato Legnago a diventare uno dei centri di un distretto della termotecnica di primaria importanza in Italia. Ecco, questa vocazione industriale poi della città di Legnago
in qualche modo però si lega a una storia di una città, di una popolazione assai industriosa, se mi permette il gioco di parole, no? Sì, a dire la verità è una storia comunque molto recente. È una storia recente perché la presenza a Legnago di una fortezza, di una delle 4 fortezze che appunto componevano il quadrilatero, ha in un certo qual modo impedito nel corso dei secoli l'industrializzazione di Legnago, o meglio, è difficile parlare per l'età moderna di industrializzazione, ma comunque ha soffocato, se mi permette il termine, la crescita economica della città. Il vivere in fortezza, il vivere all'interno di una fortezza con mura e con una guarnigione di soldati che pareggiava in termini numerici la popolazione civile, ha sempre creato, e questo dal 1500 fino agli anni 80 dell'Ottocento, ha sempre creato dei grossi problemi. Infatti che cosa succede? Nel momento in cui tra il 1885 e il 1887 si decide, il comune di Legnago, in accordo con il demanio militare, decide di abbattere la fortezza, abbattere queste mura, inizia anche quella che poi sarà l'espansione industriale. Arriva la ferrovia, Legnago viene messa in contatto con i centri più importanti della pianura veneta e nello stesso tempo inizia anche questa espansione industriale, prima con delle fabbriche di perfosfato, la grande fabbrica dello zuccherificio, che poi sarà per tutto il Novecento uno degli emblemi industriali di Legnago, e che poi dallo zuccherificio prenderà le mosse quella che la crescita di quell'industria termodinamica che ancora oggi è uno dei cavalli trainanti dell'economia della cittadina. Ecco, ritornando alla storia, insomma, sì. Abbiamo detto che la fortezza del quadrilatero, insomma, aveva una fondamentale importanza dal punto di vista militare. Abbiamo visto però che c'erano dei legnaghesi che hanno partecipato da protagonisti al Risorgimento. La presenza di questa forza militare austriaca era sentita come una presenza occupante, insomma non c'era un buon rapporto tra i soldati e la popolazione, immagino. Direi di no, ovviamente. Tra l'altro non ci sono stati episodi di particolari rivolte, se non nel 1848, quando appunto nel corso che è l'annus mirabilis delle rivolte, che è un po' in tutta Europa. Esatto, e anche a Legnago c'è una sollevazione popolare che per qualche settimana riesce a cacciare gli austriaci. La cosa però dura poco, anche perché l'elemento scatenante di questa rivolta era legato al fatto che il contingente austriaco presente a Legnago era in realtà costituito da italiani, quindi erano soldati che parlavano italiano, che riescono in certo qual modo ad essere coinvolti dai rivoltosi, e per alcune settimane la fortezza cade nelle mani della popolazione che festeggia. Il generale Radetzky da Verona si rende conto di quella che appunto della delicatezza della situazione, visto il ruolo strategico fondamentale di Legnago, e che cosa fa? Invia un contingente di croati, quindi sostituisce i soldati italiani con soldati croati e riprende il controllo della città. Comunque sostanzialmente tutto il periodo lombardo-veneto, quindi il periodo austriaco, è chiaramente sentito come un periodo di oppressione. Non a caso dal 1848 al 1866 sono quasi 230 i legnaghesi che si impegnarono direttamente nelle 3 guerre d'indipendenza. Quindi il numero è effettivamente alto e dà conto del fermento che animava la popolazione, la borghesia cittadina e la sua aspirazione di indipendenza. Grazie Andrea Ferrarese, abbiamo ripercorso con lei la storia appunto che è passata da Legnago, e ricordiamo l'attività del museo e anche della biblioteca della Fondazione Fioroni, che tiene viva questa memoria. Certo, anche perché la nostra biblioteca, che nasce nel 1964, è uno degli altri regali che Maria Fioroni ha voluto fare alla città. Nasce in anni in cui ancora l'idea di biblioteca comunale era di là da venire. Le biblioteche comunali, come noi oggi le conosciamo, nascono sostanzialmente tra gli anni 70 e soprattutto negli anni 80. E
la nostra biblioteca pubblica, nonostante sia una biblioteca privata, è una biblioteca di una fondazione privata, ma che nasce come biblioteca pubblica, con la volontà quindi di fare in modo che una cittadina che al tempo non era in grado, l'amministrazione comunale del tempo non era in grado di potersi permettere l'allestimento di una biblioteca, e Maria Fiorina ancora una volta, dopo aver regalato alla città il museo, regala alla città una biblioteca in grado appunto di colmare una lacuna evidente e fa crescere culturalmente la città. E siamo giunti alla conclusione del nostro viaggio alla scoperta delle città del Quadrilatero. Noi ringraziamo moltissimo il direttore Andrea Ferrarese e ringraziamo gli ascoltatori. Da Giorgio Ferrari e Katia Nobbio un cordiale saluto, l'appuntamento è per la prossima settimana.